Esatto. Ecco, lei è nato in Argentina? Sono nato in Argentina e 6 anni fa sono venuto qua in Italia. Quindi lei arriva a Talmassons e dice, vado a vedere le stelle. No, già in Argentina? Sì, avevo già la mia fissione per l'astronomia in Argentina tanti anni fa, da piccolo. Ho capito. Ho sempre studiato col sole, diciamo. Ecco, ci spiega che cosa si vede? Nel sole? Sì. Buon, prima di tutto col sole non bisogna scherzare. Il sole è una cosa molto pericolosa, diciamo, per gli occhi. Quindi puntare un telescopio bisogna essere ben attrezzato prima di tutto. Poi si vedono diversi tipi di fenomeni sul sole. Noi guardiamo sia nella luce visibile, che nella luce H-alfa. Che sono due. H-alfa, io non so che cosa è la luce. È una luce specifica che ci fa vedere, diciamo, una regione del sole che con gli occhi normalmente non riusciamo a vedere. La luce visibile ci permette di vedere quello che noi chiamiamo la fotosfera, che è la superficie del sole. Invece la luce H-alfa ci permette di vedere una zona più alta della fotosfera, che sarebbe l'atmosfera solare. Anche lei di Talmassons? Sono un giovane, 17 anni, e ho iniziato da circa 4 anni col circolo di Talmassons e insomma mi sono appassionato a questa materia già da quando ero bambino. Possiedo un telescopio a casa e faccio osservazioni anche a casa. Ecco, si è avvicinato a questo mondo così misterioso e affascinante da solo, perché i genitori... Semplicemente tramite un libro che mi è stato... Buonasera, sono Virginio Savani, sono anch'io di Talmassons e sono segretario del Circolo Astrofile. Savani, ecco, mi racconti il suo rapporto con le stelle? Il rapporto con le stelle, anch'io come la maggior parte degli astrofili ho avuto la passione fin da bambino, diciamo così. Poi c'è stata l'occasione della nascita del circolo a Talmassons, al quale era uno dei soci fondatori era mio padre, e io sono stato così tirato dentro da mio padre. Che cosa diceva suo padre delle stelle? Mio padre, più che appassionato delle stelle, era appassionato nella costruzione delle attrezzature, per cui lui ha fatto la cupola dell'osservatorio, ha dato una mano a costruire il telescopio, è stato un valido socio fondatore. La signora in parte mi ha detto no. No. E allora a questo punto andiamo da Zanin che dice sì. Buonasera. Ciao, buonasera Zanin. Che cosa può fare l'amministrazione comunale rispetto a queste persone che mettono tanto amore rispetto all'osservazione delle stelle? Ma diciamo che l'amministrazione comunale, non solo quella che rappresento io, ma anche quella precedente, ha seguito e ha in qualche modo cercato di aiutare questa associazione, perché loro ci mettono buona volontà, ma fanno entrare anche in maniera così abbastanza diretta, specialmente le giovani generazioni, a contatto con questo tipo di studi, che non deve essere unicamente visto come, diciamo, una cosa unicamente scientifica, ma anche, diciamo, l'approccio verso un modo di lavorare, di fare ricerca, di guardare, insomma, il mondo circostante, che apre sicuramente anche angoli visuali di un certo tipo. Quindi un'amministrazione piccola come Talmassons, 4.000 abitanti, avere comunque una soddisfazione, perché il nome di Talmassons attraverso la loro attività è portato su tutti i siti, la NASA lo diranno loro dopo, e non solo, ma nel mondo della scuola è sicuramente, diciamo, una cosa innovativa rispetto a questo tipo di approccio, e quindi l'amministrazione vicina. Adesso con il presidente, con tutta l'associazione, stiamo cercando, visto che loro hanno l'osservatorio costruito su un terreno di proprietà comunale che gli è stato dato in convenzione per circa 90 anni o 99 anni, quindi diciamo una grossa prospettiva. Adesso l'amministrazione, insieme anche alla regione, stiamo cercando magari di fare lì anche un qualcosa di più, tipo la costruzione di un planetarium. Abbiamo avuto contatti con la regione, ci piacerebbe che questo sito, che è l'unico a sud di Udine che fa questo tipo di osservazioni, quindi con un bacino molto ampio, possa diventare punto di riferimento per tutta la bassa. Quindi il planetarium, altri tipi di osservatori, anche diciamo, un approccio scolastico, didattico. Allora, io prima di passare la parola agli amici dell'AFAM di Remanzacco, del quale tengo a precisare che io, astronomicamente parlando, sono nato lì nel 77 assieme a Giovanni Sostero, attuale presidente, e ho imparato a fare astronomia col compianto Corrado Caravello. Volevo solo, per chiudere il nostro discorso, dire che mentre loro sono molto più avanti di noi nelle scoperte, hanno scoperto molto più di noi essendo anche nati prima, noi invece abbiamo sul piatto forte il nostro sito internet, che qualche anno fa
TG Leonardo censito come uno dei più belli d'Italia, uno dei più grandi d'Europa ed è molto visitato. 2 parole al webmaster. Buonasera, sono Furlani da Palmanova. Ovviamente una cosa del genere poteva sembrare pura fantascienza nel 77, quando abbiamo aperto noi e alcune delle associazioni in Italia, però effettivamente si è dimostrata vincente e ormai gran parte della cultura viene fatta o in associazione con le lezioni, ma soprattutto tramite siti internet. Quindi inviterei chiunque abbia qualcosa da dire e da fare a dedicarsi molto proficuamente, perché si può raggiungere molta gente in tutto il mondo. Non c'è limite, diciamo, anche se si scrive in lingua italiana, perché con i traduttori che ci sono si può naturalmente avere la possibilità di capire almeno grosso modo quello che dice la pagina e cercare di fare alta divulgazione invece di fare soltanto pura accademia, cioè non serve tanto fare collezioni e altre cose, ma serve molto fare divulgazione, perché purtroppo in rete ci sono molti siti, al contrario di quelli che vengono gestiti dalle associazioni qui presenti, che sono quasi spazzatura. Allora, saliamo di un piano, andiamo più vicini alle stelle, perché ci alziamo, no?